Emozione, mamma mia, quanta gente. Ci sono anch'io? Quanta gente, ci sei, buongiorno, quanta gente. Prego, accomodatevi. Buongiorno. Quanti giovani che ci sono qua. Quanta gente. In effetti oggi avremo un ennesimo appuntamento con l'edizione 03 con Gianfranco Iovino, che è già arrivato qua, già tutto tempestato, tutto brillantinato. Ecco, c'è il costume, hai visto che c'è il costume? Sì, c'è anche l'infradito. Ciao. Lui è venuto preparato, ma non come noi. Ma sei venuto in piscina noi. o sei venuto a trasmettere? Ah, dopo in piscina, Hai visto? Te l'ho detto che è venuto preparato. Bravo. In effetti è arrivato qua con asciugamani, vedi? L'unica cosa che gli manca sono gli occhiali da sole, ma se mai troverà una signorina che glieli presta. Stai andando via? Beh, ciao, ci vediamo. Grazie che sei passato. È stato bello. No, dai, non è così. Rimani qua che oggi vedo una bella signora qua che belli occhialini gialli. Ciao, benvenuta. Vabbè, allora intanto ti do voce. Buongiorno. Partiamo da questo. Buongiorno a tutti. Eccomi qua, a distanza di soli 3-4 giorni rivedo nuovamente questi bellissimi studi. La piscina, doppio bonifico questa settimana. Non ti preoccupare, tanta gente che va in piscina e noi che siamo qui a sudare perché il presidente di questa bellissima rete 2000 web è impegnato a trovare il miglior ventilatore al mondo e ci vuole un tempo lungo. Ci vuole tempo. Oggi abbiamo niente poco di meno che Sabrina Brunelli e poi avremo un super manager per una puntata che secondo me sarà come tutte le altre spettacolare. Vai. Tanta roba. Vabbè, allora facciamo una cosa, mettiamo un brano, ci prepariamo ad accogliere meglio possibile questi ospiti, però il manager ce l'avremo in telefonia, vero? Sì. Quindi dal vivo abbiamo solo questa bella signora con gli occhiali gialli che dopo sveleremo il nome e quindi sapremo cosa ci consiglierà per i suoi acquisti letterari. Cosa dici? Si può dire così? Buona giornata a tutti. Buona giornata.
Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Buongiorno Gianfranco, ecco qui la sigla è partita, la sigla della tua rubrica, che quest'oggi è nella giornata giusta perché è venerdì. Era lunedì che eravamo un po' fuori luogo, ma l'abbiamo dovuta riprendere giustamente. Ho ascoltato la sigla e mi rendo conto che dopo gli autori, che sono l'eccellenza di questo programma, e dopo Edizioni 03 che ci ospita, è la cosa più bella che c'è. Una sigla molto professionale, molto interessante. Poi arriva la voce di Michele e di Gianfranco e la gente va via. Ma noi oggi la terremo qui perché è una puntata assolutamente eccezionale. Parliamo di fantasia, parliamo di disegni, di storie, di adolescenza, poi andremo sulle alte onorificenze di un manager superstellato, ma partiamo da Sabrina Brunelli, che è qui con noi, che ringraziamo di essere la nostra prima ospite di giornata. Buongiorno Sabrina. Ciao Buongiorno, Sabrina. ciao a tutti, grazie per avermi ospitato, è un piacere essere qua. Prego. Allora, oggi, lei è l'intervistatore. Oggi abbiamo anche il tesoriere. Io non sono abituato alla sua presenza, per cui sarà ancora più illuminante questa giornata. Sei molto confuso, lo so, ti vedo. Sì, anche perché abbiamo un patto. Io continuerò a lavorare in questa radio se mi comprerà il ventilatore. Ma andiamo avanti, partiamo subito. Io non lo compro. Lo compri il tesoriere. Senza il visto non compriamo niente. Comunque andiamo avanti. Allora, entriamo Parliamo di nel Sabrina, programma. che è molto meglio. Entriamo nel programma, parliamo di cultura, importantissimo. Abbiamo già visto con tutte le puntate precedenti che spaziamo dalle favole alla fotografia, all'arte, ed oggi con Sabrina Brunelli affronteremo il mondo adolescenziale. Ma partiamo col chiedere all'ospite chi è Sabrina Brunelli. Allora, intanto io nella vita sono un'imprenditrice principalmente, però ho sempre avuto questa passione per la scrittura e quindi diciamo che questo non è il mio primo libro, è il terzo libro che faccio, che però nasce dai precedenti, diciamo è un naturale collegamento con i precedenti. Un seguito, diciamo. Esatto. E niente, appunto il mio lavoro di imprenditrice mi occupa tanto tempo, però con la scrittura diciamo che è proprio uno svago per me, la tua in grande primis passione. per me, e poi ovviamente è venuta questa cosa che fa piacere, perché quando poi le persone ti leggono e ti fanno le loro considerazioni positive, ti fa piacere. Assolutamente, ovviamente. sì. E in questo tuo percorso letterario, ecco che oggi è in tutte le librerie, la Cipi e la vita. Esatto. Di cosa parla? Allora, questo è un libro che è circa 1 anno e mezzo che ci sto lavorando, e praticamente è un libro a fumetti e anche con un testo a lato. E è un libro dove ci sono i fumetti della Cipi, che è il mio personaggio, tutto in giallo, ovviamente è il mio alter ego, diciamo, che dà dei consigli di positività e di grintosi, appunto resilienti. E tutto nasce dal primo libro, che è nato nel 2018, Mi piego ma non mi spezzo, e ho pensato di creare appunto questo fumetto per dare il messaggio positivo in tempi non sospetti, perché adesso resilienza è un po' inflazionata, però nel 2018 non lo era. No. E per me il fumetto è il miglior strumento per dare questi messaggi, ecco. Per cui Cipi è il tuo avatar. Sì. Ed è positiva, positiva oggi è meglio non parlarne. È propositiva, ottimista, vede la vita in maniera solare, dato dal suo giallo, per cui è un po' Sabrina Brunelli. Assolutamente, al 100% è Sabrina Brunelli la Cipi, anche nel nome, perché Cipi è il diminutivo di Cipollina, che è il soprannome che mi ha dato mio marito. Ecco, per quindi cui proprio al 100%. Entriamo proprio nell'intimo amoroso della tua vita, per cui dove inizia Sabrina, poi si ferma e inizia Cipi, o se entrambi si sposano e diventano poi la persona che sei? Ma io direi che più dove inizia e dove finisce camminiamo insieme, nel senso che siamo
siamo fianco a fianco. Ovviamente io sono in versione persona fisica, la Cipi mi rappresenta in versione disegno, grazie appunto al fumettista, al mio amico Giorgio Espen che me l'ha realizzato. Ecco. Infatti, volevo che parlassimo anche di colui che ti ha permesso il contributo da fumettista, Giorgio Espen. Chi Giorgio è? Espen è un fumettista che viene dalla scuola di Milo Manara. Io l'ho conosciuto cercando su internet perché quest'idea della Cipi ce l'avevo già in testa appunto da un po' di tempo, però io non sono brava a disegnare, quindi avrei fatto una cosa per niente gradita, e quindi ho cercato questo fumettista, ho incontrato Giorgio Espen e lui, appena gli ho raccontato del mio progetto che io avevo in testa, lui l'ha messo su carta e l'ha realizzato nella maniera migliore. Non potevo chiedere di meglio, sinceramente. Quindi... Anche perché è fondamentale, no, soprattutto per gli adolescenti, i bambini, l'associazione del disegno con le parole scritte? Ma sai, non solo i bambini, secondo me, il disegno è di per sé molto intuitivo e trasmette subito il messaggio, è una lingua universale perché non c'è bisogno di tradurlo in parola, quindi la capisce chi parla qualsiasi lingua. Più bello del disegno non c'è. Io adoravo Mafalda da piccola e per me il fumetto è un grandissimo modo di comunicare. Michele, Dimmi. Mi dica? tu da bambino chi amavi come fumetto, Cioè ora? qualche giorno fa, ecco. Io sono stato un accanito lettore di Topolino. Topolino, Quindi, ovviamente prima di Topolino c'erano i famosi Braccio di Ferro, c'era Tira Molla, se ti ricordi. Esatto. Erano quei fumetti che si usavano appunto in quegli anni là, anni 70. Io credo che anche se in forma non eccessiva come invece oggi è la scrittura per adolescenti, anche quella è formativa, anche quella permette comunque di avere degli indirizzi da seguire. E tu, ma indirettamente Cipi, sostiene che non c'è nulla di meglio che parlare con il sorriso sulle labbra, perché è qualcosa che anche nel caso in cui si parla di brutture o di serietà c'è sempre quell'alone sottile di buona speranza o comunque di buon proposito, vero? Certo, io dico questo nel senso che il sorriso è il simbolo, diciamo, della positività in realtà. È ovvio che non tutte le cose che ci succedono le possiamo risolvere, però nel momento in cui cerchiamo di avere questo atteggiamento positivo, proattivo, è ovvio che abbiamo una marcia in più, non c'è niente da fare. Per questo che per me è importante diffondere questo messaggio a tutti i livelli. Così come l'ironia, no? Credo che sia fondamentale. Sì. Sai, l'ironia salverà il mondo. Filosofia di vita deve Assolutamente. essere. Assolutamente. Anche se ultimamente l'ironia sia andata a farsi le vacanze lontano dalla nostra vita quotidiana, per quanto è accaduto e quanto ci portiamo, spero, come coda. Spero che sì, presto, lo speriamo tutti. Lo speriamo tutti. Per cui, Sabrina, prima di passare al primo stacco musicale, sei un inguaribile ottimista di natura, perché credo che sia fondamentale anche proporsi in questa maniera. Ma per cui il tuo pensiero propositivo, ottimista, quanto credi che possa influenzare nella quotidianità di vita di una madre che deve crescere un bambino e che ogni tanto, invece di metterlo davanti alla TV o davanti a un PC, sarebbe il caso che gli facesse leggere una storia come la Cipi e la vita. Infatti io l'ho proprio pensato con la mamma, che si legge il racconto assieme al bambino, ma anche la mamma da sola o il bambino da solo, nel senso che è una cosa proprio fruibilissima. La semplicità per me va sempre davanti a tutto, nel senso che con parole semplici possiamo dire anche i concetti più complicati, però li facciamo capire. Certo. Quindi per me è fondamentale questa cosa. Assolutamente. Bene. Miki, vogliamo fare un primo stacco? Direi che cosa buona e giusta, come dicono lì dentro gli ambienti ecclesiastici, quelli di una volta. Ok, buon ascolto. Estate con Rete 2000, vivi l'estate sull'onda del ritmo, vivi l'estate con noi. Rete 2000, la tua estate con noi.
volo molto in alto, non vedo niente, non si vede un accidente da qui. Lei ha gli occhi a mandorla e una faccina piccola, così, con i suoi fratelli, piccolina come quelli. Vuoi vedere la foto che ho con te? Ma cos'è che sta volando? Sembra una pallina. Qualcosa sta ancora volando e lentamente si avvicina. Ogni piccolo movimento spara prima che l'altro faccia lo stesso con te. Ogni piccolo sentimento spara. È meglio non chiedersi niente, ma stavolta voglio vedere chi è. Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles e rock and roll. Era una macchina negra, adesso mi chiamano Zebra, da quando mi ha messo le braccia di un bianco di nome John. Tu vuoi andare a Washington? Cosa vai a fare laggiù? Solo un sasso, non si vede un cazzo, non è rimasto in piedi più niente, nemmeno là. Chissà se mi sta ascoltando. È una bella mattina, chissà se anche lui sta pensando. Eccolo lì che si avvicina. Ogni piccolo movimento spara prima che l'altro faccia lo stesso con te. Ogni piccolo movimento spara, ma qui non si muove più niente, non è rimasto nessuno. Siamo soli io e te. È un piccolo viaggio virtuale, l'abbiamo fatto questo con Washington, questo Washington del grandissimo, dillo te, chi è? Lucio Dalla. Lucio, ma dalla Lucio, dalla. Allora, diamo qualcosa di interessante da leggere sotto gli ombrelloni a queste persone. Certo, continuiamo, allora, continuiamo con la nostra ospite Sabrina. Sabrina che lo ha detto più volte, no? È un'imprenditrice perché ha una linea di cosmetica tutta sua, la Resli, che io gli chiedo di descriverci senza approfondire l'aspetto commerciale, perché altrimenti il presidente poi ti chiede soldi. Passa con la busta. Bravo, vai. Allora, in realtà non è l'unica mia attività perché ne ho più di una, però parliamo di questa perché si collega bene anche al concetto di resilienza, non si chiama Resili a caso infatti. È una linea cosmetica a base di fico d'India della Sicilia, io ho questo legame molto stretto con la Sicilia che adoro. E più di 20 anni fa sono venuta a contatto con il fico d'India della Sicilia che mi ha colpito. Che sono io, Ecco. ma anche se non sono siciliano, però la figo prima sai. parola ecco, Sì. è quella Però che conta. tu non hai le spine, però. Lascia perdere, sta a guardare ste cose. Prego, Scusa, Sabrina. Dettagli. Divagazioni sul Allora, niente, e la prima volta che sono scesa in Sicilia più di 20 anni fa, l'unica cosa verde, perché era luglio, che ho visto è stato il fico d'India. Ho detto, cavoli, come fa una pianta del genere a resistere? Per me questa è la pianta resiliente per eccellenza. E da lì è nato questo mio studio sulle proprietà della pianta. E, insomma, ho voluto creare questa linea cosmetica che in realtà era un po' innovativa perché non esisteva niente di questo genere.
effettivamente è una pianta che ha moltissime proprietà, non solo il frutto quando si mangia, ma anche la pianta in sé, il gel che c'è nella pala, l'olio che si ottiene dalla spremitura dei semi, e quindi si collega a questo concetto di resilienza, positività, forza, voglia di sopravvivere anche negli ambienti più estremi. Ecco. E anche le altre attività imprenditoriali hanno comunque attinenza con la resistenza? La mia personale sì, Ah. no, nel senso l'altra attività me la porto dietro dal lavoro che facevo nell'azienda di famiglia dove ho fatto l'amministrativa per 26 anni, e si lega al commercio dei suini, e quindi ho creato un sito dove realizzo la mini porchetta e dell'olio extravergine d'oliva che produco sempre in Sicilia, quindi torna al legame della Sicilia. Per cui abbiamo una super imprenditrice, dopo avremo il super manager, tutti super, Tutto super. tranne Michele e Gianfranco, però per il noi resto siamo noi ci adeguiamo, modesti, ci adeguiamo. Ma è la nostra Sabrina. radio che è fatta da super. Scusa. Tesoriera ha sempre ragione, che sia ben Grazie. chiaro. È lei che paga. Giusto, andiamo avanti. Sabrina, hai scritto anche dell'altro, prima di approfondire l'esperienza con Edizioni 03, ci racconti brevemente anche le altre esperienze letterarie? Assolutamente, prima di fare questo libro ho scritto altri 2 libri, il primo appunto sulla resilienza, Mi piego ma non mi spezzo, e il secondo, Ricomincio da me, che parla di cambiamento, perché ovviamente c'è stato questo mio cambiamento molto importante a livello lavorativo, e sono entrambi libri autobiografici, quindi si tratta l'argomento dal punto di vista di quello che ho vissuto io, cercando di dare dei consigli o perlomeno di raccontare cosa ho fatto io in determinati frangenti, non perché io sia chissà che, però insomma io credo sempre che riportare esperienze di vita vissuta la gente si riconosce molto, e quindi magari prende sempre dei consigli che non sono campati per aria, ma frutto di un'esperienza reale che si è avuto. È chiaro, in questi 20 minuti di trasmissione insieme, che ci stiamo conoscendo di più, emerge fortemente questa tua vena, questa tua mission all'essere propositivo, all'essere assolutamente disponibile ad affrontare le cose della vita in una maniera, se non sorridente, quantomeno ottimista. Ma perché tutto questo ottimismo, Sabrina? Perché ho provato su di me che ti fa cambiare tutto, nel senso che appunto non è che se c'è un problema magari anche grave quello resta, non è che lo puoi per forza al 100% lo risolvi, però se non altro hai questa forza di trovare sempre comunque una soluzione o un modo di agire. Quando hai un atteggiamento remissivo di sicuro non hai la forza necessaria per prendere con lucidità le cose. Infatti io odio le persone che continuano a lamentarsi, perché secondo me il lamento è sterile, non porta assolutamente a niente. Bisogna sempre cercare di tirar fuori la grinta e cercare di superarlo quando si può, quando non si può trovare la soluzione migliore. Siamo qua per questo. Sono d'accordo con te, poi verrebbe qualcuno qui a dirci proviamo ad andare in un carcere o in una corsia d'ospedale, cambiano le visuali e le visioni, però guarda, noi assolutamente dobbiamo inculcare la positività, e secondo me testi del genere ci aiutano soprattutto a capire che ci si può spingere oltre una tristezza di base, perché noi siamo destinati, noi siamo una specie che si continua ad evolvere, no? Lo dice la storia dell'umanità, e credo che la CIPI e la vita ci possano in qualche maniera darci una mano. grazie. Edizioni 03 è sempre molto attenta a pubblicare dei testi importantissimi come questo qua. La tua esperienza com'è stata? Ma guarda, io mi sono trovata subito a pelle, io sono una persona molto che va molto in sintonia epidermica, diciamo, e io mi sono sentita accolta sin da subito. Quando ho raccontato il mio progetto è stato subito preso con molto entusiasmo, e abbiamo collaborato insieme, perché ovviamente alcuni dettagli non potevo deciderli io, perché ci vuole anche la parte tecnica. E quindi abbiamo impostato questo progetto, perché alla fine lo chiamo progetto, in estrema sintonia, e ne è venuto fuori secondo me una cosa molto, molto carina e fruibile. Poi sai, io parlo da mamma, tra virgolette, di questo libro, però sto vedendo che piace, perché appunto è fatto proprio in maniera leggera, però nello stesso tempo non è un libro assolutamente leggero, perché dà dei messaggi molto importanti che adesso ci servono assolutamente dopo questa fase. Sono necessari. Bisogna. Per cui la domanda successiva che solitamente io faccio a tutti gli autori: se o meno ti ritieni soddisfatta dell'esperienza acquisita fin qui con Edizioni 03? Presumo che sia. Certo, il mio giudizio è assolutamente positivo, mi sono trovata veramente bene con tutti, alla fine una bella squadra, sono una bella squadra, il lavoro di squadra premia sempre. Guarda come passa il tempo, come vola. Prima dell'ultimo stacchetto, comunque credo che andremo avanti fino alla fine, ecco.
l'ottimismo è il sale della vita, tu sei così ottimista, Cipollina dà così energia anche al tuo rapporto di coppia, ma allora in questo momento in cui diciamo con tutto l'ottimismo che vogliamo metterci dentro non è proprio un bel momento, no? Non è un bel momento, certo, però tutto passa. C'è un detto in siciliano che dice il bel tempo e il brutto tempo non durano tutto il tempo. È vero, cioè nel senso qualsiasi momento, bello o brutto che sia, è destinato a finire. Quindi prendiamo il meglio di tutto quello che ci succede. E in Sicilia dicono così, a Napoli ha da passare nottata. da Michele, passare nottata, esatto. dalle tue parti cosa No, dicono? Non capisco. Ecco, dalle sue parti non so cosa dicono. Per dire, vedi, io credo che sempre, poi dai momenti critici, dalle ceneri, L'araba fenice. brava, l'araba fenice, o comunque c'è sempre la necessità di ripartire. Infatti una delle Sì. vignette della Cipi dice anche l'ora più lunga dura sempre 60 minuti, quindi voglio Bravo. dire anche l'ora più lunga, l'ora più nera dura sempre 60 minuti, quindi si tratta solo di cercare di passare nel migliore modo il momento magari brutto che stiamo passando. E sperare che dura solo Sembra più lungo, però in No, realtà e sperare soprattutto che duri solo 60 minuti. sì. Ma del testo possiamo leggere qualcosa che Certo. secondo... No, io. Tu credi che ci sia qualcosa che possa in qualche maniera stimolare, incuriosire? Ma se vuoi leggiamo proprio quella che ti ho detto, quella dei 60 minuti che secondo Bravo. me è molto significativa, soprattutto in un momento come questo. Vai. Allora, una buona notizia per tutti direi, la nostra percezione che le cose negative abbiano una durata maggiore di quelle buone è errata, perché è influenzata da una serie di fattori che distorcono le tempistiche. È naturale che un'ora passata dal dentista ci sembri più lunga di un'ora passata dall'estetista a farci un bel massaggio, ma è sempre un'ora, te lo assicuro. Ogni cosa ha una durata limitata e quindi si tratta solo di saperla affrontare nel modo più adeguato. Un detto siciliano recita così, e scusate la pronuncia da veronese che non è il massimo: buon tempo e malu tempo non dura tutto tempo. Il bel tempo e il cattivo tempo non durano mai in eterno. Ed è assolutamente vero, qualsiasi cosa bella o brutta è destinata a passare, basta avere pazienza e consapevolezza. D'altra parte la pazienza non è la virtù dei forti e noi lo siamo. Grande, Bellissimo, complimenti, brava. brava. Bellissimo. Rete 2000, the hot one. Avevo un po' bevuto e quello mi ha tradito. Mi sono comportato in modo esagerato. Ho superato i limiti come fanno gli stupidi che sanno quando sbagliano, ma dopo un po' si pentono. E chi diceva ai grandi nell'amore sai non piangono, vincono se fuggono. Io invece sembro un bimbo messo all'angolo. Sono io, non riattaccare, lasciami parlare. Tutto in un minuto non si può spiegare. Sì, lo so che è stato solo un malinteso. Io ti chiedo scusa, ero assai nervoso ed anche un po' agitato quando ho visto che ti ha salutato. Lo so che non mi sono controllato ed è per questo che io l'ho aggredito e me ne sono andato come un animale che non sa parlare, proprio come un cane, so solo abbaiare. Non mi vuoi sentire, già mi vuoi lasciare, sappi almeno che quello che ho fatto è stato solo per amore. Non volevo farti vergognare, la gelosia mi ha preso dritta al cuore, perché sai che sopra questo mondo amo solo te. Tu sei troppo sensibile per essere impassibile. Ho cominciato a credere provassi ancora un debole, un vecchio amore effimero. A volte può succedere che in uno sguardo ti può far ricredere. Puoi lasciarmi perdere, però fai in modo che le mie parole al cuore arrivino.
e che poi non restino appese solo a un filo di un telefono. Sono io non riattaccare, lasciami parlare, tutto in un minuto non si può spiegare. Sì, lo so che è stato solo un malinteso, io ti chiedo scusa, ero assai nervoso ed anche un po' agitato quando ho visto che ti ha salutato. Lo so che non mi sono controllato ed è per questo che io l'ho aggredito e me ne sono andato come un animale che non sa parlare, proprio come un cane, so solo abbaiare. Non mi vuoi sentire, già mi vuoi lasciare, sappi almeno che quello che ho fatto è stato solo per amore. Non volevo farti vergognare, la gelosia mi ha preso dritto al cuore, perché sai che sopra questo mondo amo solo te. Amo solo te. Non chiudere una storia, dai, non fare così. Regalami il perdono con un semplice sì, perché non può morire per amore chi muore d'amore soltanto per te. Estate con Rete 2000. Il tuo amico Gigino, eh? Sì, Ti piace sì. Gigino, Gigino, amico nostro. Allora, siamo quasi al termine di questa prima parte del nostro programma con Sabrina e le chiediamo un po' di progetti immediati, futuri, legati alla CIPI, ma anche al resto della tua produzione letteraria, Sabrina. Allora, ovviamente adesso cercherò di promuovere questo libro che per me è stato veramente il raggiungimento di un importante traguardo e nel quale credo fortemente. Ovviamente adesso mi porterà via un po' di tempo questa cosa, ma lo faccio molto molto volentieri perché, come ti ripeto, per me è molto importante diffondere questo messaggio perché credo che ce ne sia assolutamente bisogno, oggi più che mai, sempre, ma oggi più che mai. E allora iniziamo già da adesso a fare un po' di promozione, no? La famosa promozione all'opera e consigliamo comunque, cerchiamo di incuriosire i radioascoltatori sul motivo perché devono leggere La CIPI e la vita. Ma come ti dicevo è il momento ideale secondo me per ricominciare a pensare in maniera tra virgolette normale, possiamo dire, perché abbiamo vissuto un po' in una bolla di sapone e assolutamente abbiamo bisogno di tornare alla nostra normalità pensando appunto con leggerezza. E quindi in realtà questo libro che doveva essere pronto un anno e mezzo fa è stato meglio così che alla fine è venuto pronto adesso proprio per questo motivo, perché è il momento migliore per leggere queste cose. Poi siamo in estate, anche il fatto di avere questa lettura magari anche colorata da leggere in vacanza, cioè si presta molto secondo me. Ci sono mille occasioni per Mille potersi occasioni. immergere in questa lettura. Per cui Sabrina, ormai adesso è mezz'ora che ci conosciamo, per te il sorriso è un po' il sale della vita o cosa? Allora, per me il sorriso, tornando sempre a un'altra vignetta della CIPI, il sorriso è la curva, è l'unica curva che raddrizza tutto e per me è fondamentale questa cosa e secondo me il messaggio appunto di questa vignetta racchiude un po' in tutto il senso del messaggio che la CIPI vuole dare. Un essere così propositivo è bello da ascoltare indubbiamente. Sì, Poi sì. questi occhialini gialli purtroppo la radio non permette di vedere, ma invito tutti i radioascoltatori ad informarsi di più su Sabrina anche attraverso il sito internet. Io no? ho il mio sito esatto che è www.sabrinabrunelli.com dove troverete ovviamente tutti i miei libri e ovviamente acquistando il libro dal sito ho anche la possibilità di mandarlo con una bella dedica, l'autografo, che a me fa sempre molto piacere mantenere questo Che contatto bello. con i lettori Che perché bello.
è sempre quella cosa, quella chicca in più che ti fa sentire più accolto, diciamo. Sì. e mi fa- Impreziosisce e contestualmente inoltre affeziona di più, no, a quel testo. Assolutamente. Per cui adesso ci salutiamo, lasciamo la Che Cinque peccato qui. che ci salutiamo già. Vabbè, ma ci rivedremo, il Presidente ti farà sicuramente Tornare ah, molto, molto volentieri. altri Se non spazi. vuole il presidente ci sono io comunque, non grazie. preoccuparti. Ma troviamo un'altra radio, non ti preoccupare, eventualmente. Ma io voglio chiudere però La con lettera te. è pronta, eh? Sì, dopo la spediamo. Io voglio chiudere con te con questo messaggio, per cui cipollina, giusto? Cipollina. Sembra che il diminutivo comunque all'interno di una coppia possa servire anche per essere longeva ed essere così propositiva o no? Assolutamente, anche perché diciamo che non è che sia sempre rose e fiori in tutti i rapporti umani, in quello di coppia magari perché si è più a contatto, ovviamente bisogna a maggior ragione serve questo atteggiamento positivo perché le problematiche e le difficoltà ci sono anche nella vita di coppia, però posso assicurare che può essere un ulteriore ingrediente per affrontare la Chiaro, quotidianità in maniera migliore. Mi sembra, Michele, che affrontando la vita di Sabrina i problemi si fermino all'uscio di casa. C'è un cartello qui, non Bellissimo questo, è è gradito il positivissimo, problema. eh. Bellissimo, bellissimo. D'altronde siamo in buone vibrazioni. quindi mi sembra- certo. mi sembra Poi dopo giusto. in privato, Michele, mi dirai il tuo nomignolo d'amore che ti dedichi alla moglie. Grazie. Lo vuoi proprio sapere? Lo vuoi Ma sapere? solo io. Solo io.